In Sicilia il termine fissato per la presentazione di liste e candidati è l'11 aprile a mezzogiorno. A 9 giorni dalla scadenza, ad Agrigento il quadro politico degli schieramenti si va delineando, anche se qualche tassello manca ancora. I candidati sindaco dovrebbero essere 6, l'uscente Marco Zambuto, Giuseppe Arnone, Salvatore Pennica, Giampiero Carta, Mariella Lobello ed Angelo Errore. Quest'ultimo ha ritenuto opportuno prendere tempo. Scioglierà la riserva questa sera al termine dell'incontro con gli aderenti al Movimento Azzurro, che ha già pronta la lista per il Consiglio Comunale. Gli oramai ex PID, che in provincia di Agrigento fanno capo ai deputati Giuseppe Ruvolo e Salvatore Cascio, si proporranno con la lista denominata Cantiere Popolare ed hanno deciso di appoggiare la candidatura di Salvatore Pennica, così come anche la destra di Storace, rappresentata in provincia di Agrigento dal consigliere provinciale Roberto Gallo. Su Pennica si allarga dunque il fronte del sostegno. Il candidato sindaco del movimento Epolis ha dalla sua parte, come è noto, anche Grande Sud e PDL. Il partito del segretario nazionale Angelino Alfano lo ha presentato ai giovani siciliani che hanno partecipato al corso di alta formazione politica a cui è intervenuto anche il presidente del gruppo del Partito Popolare Europeo, Joseph Daul. Abbiamo scelto Pennica perché confidiamo in una reale coincidenza di programmi per come sono stati sviluppati. Pennica sa che noi saremo leali nei suoi confronti e il valore aggiunto di Pennica è strettamente correlato al rapporto forte che noi vogliamo instaurare con lui su programmi assolutamente semplici per la città che guardino realmente agli obiettivi che dovranno essere raggiunti. Riteniamo peraltro che in questo momento è essenziale che su un programma di pochi punti qualificanti possa essere certificato con successo la disponibilità della gente che vuole passare da un'amministrazione che non si è connotata distintivamente per fatti concreti ad un'altra che su punti qualificanti e su una lista di priorità ben definita possa cogliere la disponibilità delle persone, dei nostri concittadini e poi creare una rete virtuosa di collegamenti con l'Europa, con Roma e con la Regione per far approdare in città, in questa terra, investimenti, sviluppi, crescita, competitività e soprattutto risorse concrete che possano poi essere sviluppate in favore dei giovani. Totò Pennica è l'uomo giusto perché ha le capacità, la professionalità, l'amore per la città di Agrigento che necessita per affrontare nel migliore modo questa campagna elettorale, ma soprattutto per amministrare un comune che è pieno di emergenze. Totò Pennica sta facendo questa campagna elettorale tra la gente, con grande passione politica, con grande amore, ma soprattutto noi abbiamo deciso di appoggiare la candidatura di Totò Pennica perché abbiamo visto nei suoi occhi l'amore per la sua città e la voglia con la quale ha deciso di spendersi a favore dei suoi concittadini. E nel frattempo, dopo aver partecipato alle primarie della sinistra per la scelta del candidato sindaco, Ausilio Eccelso lascia Italia dei Valori, partito che 4 anni fa ha contribuito a fondare ad Agrigento. Con una lunga nota ha rassegnato le dimissioni da dirigente regionale e provinciale, ricordando le battaglie portate avanti contro la realizzazione del rigassificatore a Porto Empedocle e le indagini sul pennello a mare di San Leone. Una decisione sofferta, ha spiegato Ausilio Eccelso, provocata dalla sempre più intollerante conduzione del partito, in particolare alla luce delle ultime prese di posizione di alti dirigenti che stridono fortemente, sostiene Eccelso, con la natura stessa di Italia dei Valori.